Dio 109. Lodate Dio, schierate del cielo, lodate Dio, genti di tutta la terra, cantate a l'universo creato. Lodate Dio, lodate Dio, ricco e perdono, canta che tanto gli uomiamo a dare l'unico figlio. Dio Santo, amen. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di voi. La liturgia celebra oggi la memoria dei santi ma pure se nel 14 settembre del 258. I due santi sono ricordati insieme nel canone romano. Due figure di pastori della Chiesa che hanno saputo affrontare le grosse problematiche del tempo nella verità e con carità e amore. Diventano esempio e modello per ciascuno di noi. Ci lasciamo guidare dal loro esempio per una fedeltà anche noi alla parola del Signore e ci affidiamo
all'amore misericordioso del Signore per i nostri limiti e le nostre fragilità. E con umiltà diciamo: Signore, pienezza di verità e di grazia, Kyrie eleison, povero per arricchirci, Christe eleison. Signore, venuto per radunare il tuo popolo santo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Dio, che hai dato al tuo popolo i santi Cornelio e Cipriano, pastori generosi e maestri intrepidi, per la loro intercessione rendici forti e perseveranti nella fede e fa che operiamo assiduamente per l'unità della Chiesa, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, questa parola è sicura e degna di essere accolta da tutti. Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, il primo dei quali sono io. Ma appunto per questo ho ottenuto misericordia, perché Cristo Gesù ha voluto in me per primo dimostrare tutta quanta la sua magnanimità, e io fossi di esempio a quelli che avrebbero creduto in Lui per avere la vita eterna. Al Re dei secoli, incorruttibile, invisibile e unico Dio, onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre. Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre. Lodate, servi del Signore. Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre. Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre. Dal sorgere del sole al suo tramonto, sia lodato il nome del Signore. Su tutte le genti eccelso il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria. Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre. Chi è come il Signore nostro Dio, che si china a guardare sui cieli e sulla terra, solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero. Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre. Alleluia, alleluia, alleluia. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d'altronde albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero infatti si riconosce dal suo frutto. Non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo. L'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene. L'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male. La sua bocca infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. Quello che dico,
Chiunque viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica, vi mostrerò a chi è simile. È simile a un uomo che costruendo una casa ha scavato molto profondo e ha posto le fondamenta sulla roccia. Venuta la piena, il fiume investì quella casa, ma non riuscì a smuoverla perché era costruita bene. Chi invece ascolta e non mette in pratica è simile a un uomo che ha costruito una casa sulla terra senza fondamenta. Il fiume la investì e subito crollò e la distruzione di quella casa fu grande. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Nella prima lettura, che è l'inizio della prima lettera di Paolo a Timoteo, abbiamo sentito un'umile confessione, un umile riconoscimento dell'esperienza vissuta dall'Apostolo. Fa riferimento alla sua situazione prima della conversione, essere persecutore della Chiesa. C'è un ma però, e quel ma cambia un po' la situazione. Ho sperimentato la misericordia del Signore. Proprio perché ha sperimentato la misericordia del Signore in prima persona, è divenuto l'apostolo della misericordia di Dio. Dio che offre la salvezza a tutti gli uomini. E il brano del Vangelo è la conclusione del cosiddetto discorso del piano che troviamo in San Luca e ci offre un insieme di messaggi che Gesù ha proclamato nella sua predicazione. Un filo conduttore guida questi diversi messaggi ed è la coerenza. Forte quella di Gesù dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà del Padre mio? Dire Signore, Signore equivale fare una professione di fede, cioè riconoscere Gesù come il risorto, il Figlio di Dio. Ma non è sufficiente. Da questa adesione, diciamo così, intellettuale, spirituale, ci occorre poi una traduzione concreta. E infatti, dal cuore dell'uomo esce il bene e il male. Sta a ciascuno di noi lasciarci compenetrare dalla parola del Signore, ma lasciarci anche plasmare da essa, perché la parola del Signore diventi uno stile di vita per ciascuno di noi. L'esempio dei santi Cornelio e Cipriano, che hanno saputo essere coerenti fino al martirio con la loro adesione al Vangelo, ci sia di sostegno alla nostra coerenza alla parola del Signore. Dio si dona a noi in Cristo Gesù per renderci e perfetti. Nella sua mite onnipotenza presentiamo senza timore le nostre preghiere dicendo ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa,
sia sempre fedele nel custodire e nel condividere con fedeltà e creatività il buon tesoro della parola rivelata. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per quanti governano i popoli e sono responsabili del loro cammino, perché sappiano scavare nel proprio cuore fino a trovare le sorgenti inesauribili della giustizia e della pace. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per quanti non si sono mai sentiti amati e hanno sperimentato sin dall'infanzia forme di rifiuto e di indifferenza, perché possano essere lenite le loro ferite con il balsamo della compassione. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché hanno ricevuto la gilizia dei ministri e dei discepoli di Cristo, perché possano incontrare persone capaci di testimoniare loro un amore più grande. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per noi che celebriamo questa Eucaristia e per tutti coloro che sono spiritualmente uniti alla nostra preghiera, perché ciò che riceviamo nei sacramenti porti frutto nella nostra vita. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore, tu che ci insegni a pregare nella verità e nell'umiltà, fa che ti cerchiamo e ti adoriamo non a parole, ma con tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. L'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Umili e pentiti, accoglici, o Signore. Ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Quando all'altare del Signore Materio Padre, accogli, o Signore, i doni che il tuo popolo offre per celebrare la passione dei tuoi martiri, i divini misteri che resero forti nella persecuzione i santi Cornelio e Cipriano, ottengano anche a noi costanza nelle prove della vita. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Dio. È veramente questo nostro dovere e fonte di salvezza. Grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, e magnificarti nella lode dei tuoi santi. La loro passione fa risplendere le opere mirabili della tua potenza. Sei tu che infondi l'ardore della fede, concedi la fermezza nella perseveranza,
e doni nel combattimento la vittoria per il Cristo, Signore nostro. Per questo dono della tua benevolenza i cieli e la terra innalzano a te un cantico nuovo di adorazione e noi, con tutti gli angeli del cielo, proclamiamo senza fine la tua lode. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente è il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie e con la preghiera di benedizione lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese la pazione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Diciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, Dio vivo e santo, guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i
santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo dei quali tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ora e per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, con fiducia di figli diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tua regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi e con il tuo spirito. Ecco l'agnello, ecco colui che toglie i peccati. Beati gli invitati a... O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Ho detto addio senza di te, alcun bene non ho, custodiscimi. Hai la mia eredità, benedetta sei tu, sempre sei con me, custodiscimi, mia forza sei tu, custodiscimi, mia gioia Gesù, custodiscimi, mia forza sei tu, custodiscimi, mia gioia Gesù. Ti pongo sempre innanzi a me, al sicuro sarò, mai vacillerò. Via verità e vita sei, mio Dio, credo che tu mi guiderai, custodiscimi, mia forza sei tu, custodiscimi, mia gioia Gesù, custodiscimi, mia forza sei tu, custodiscimi, mia gioia Gesù. Preghiamo. La partecipazione a questi santi misteri, o Signore, ci confermi con la forza del tuo Spirito, perché sull'esempio dei martiri Cornelio e Cipriano possiamo rendere testimonianza alla verità del Vangelo nostro. Il Signore sia con voi e ci sostenga con la sua benedizione Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La gioia del Signore è la nostra forza, andiamo in pace. Vediamo, grazie a Dio. 256. Lieta armonia nel gaudio del mio spirito si espande, l'anima mia magnifica il Signore, Lui solo è grande, Lui solo è grande. Umile ancella, degno di riguardarmi dal suo trono,
del Creator. Lui solo è buono, Lui solo è buono. E me beata dirai in eterno delle genti il canto, e m'ha esaltata per l'umile mio cuore. Lui solo